Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, ragazzi. Dopo il brutto pareggio trasferta col Cesena si va col Perugia in casa, la partita da vincere che è il 14esimo, poi Coppa Italia primo turno con una squadra di A che speriamo di battere il Chievo e poi il Benevento che è nono, sta facendo un buon campionato, quindi speriamo di fare dei bei risultati. Ok ragazzi, conferma la formazione che è la titolarissima. Venezia e Perugia, due insomma decadute un po' del calcio che però stanno ritornando nel calcio che conta, insomma. Il Perugia manca da un po' di anni in Serie A e anche il Venezia. Il Venezia mancava da tanto anche in Serie B purtroppo. E adesso tocca a noi, E adesso tocca a noi. In bocca al lupo, offensiva. Mettiamo l'audio. E andiamo raga, un solo grido si alzerà. Vai Venezia, là, ok. Purtroppo siamo a meno 3 del Pescara. Eravamo a meno 1, ma il pareggio di Cesena ci ha beffato e siamo tornati a meno 3. Garofalino, boom! Il signor Garofalo, Venezia 1, Perugia 0. Yuhu! Subito il gol, attenzione a Guberti però, attenzione al Perugia. Ocio, ecco la cagata Bianchi, la butta via bene. Vai Al. Attenzione ad Al Capone, la sbaglia, Zebli recupera, volta per Giraudo. Bravo Fofana che ha chiesto di andare al Forsburg ma poi ci ha parlato Ilemark e adesso vuole rimanere. Influenze comandiane. Vai Capone. Bravo Capone, numeri di Capone, boom, fuori di poco. Bene. Rosati al rinvio, siamo al 20esimo. Marchizza, Ilemark, Stiolak. Vai Capone, bello, stanno giocando bene, Capone, Cutrone, il bomber, Rosati para. Che errore di Al. Che errore di Al. Brutto errore di Al. Dato bene, ma c'è margine per migliorare ragazzi. C'è sempre il margine. Vai Cutro. Vai Stiolak. Capone per Al. Vai Al. Cutrone Al. Mettilo in mezzo bene. Ah, peccato. Garofalino. Stiamo sprecando tanto però, Piantina. Ilemark, stiamo dominando ma non segniamo a quadro. Tira un po' così. Dai ragazzuoli, dai. Facciamo qualche cambio. Allora, vediamo un po'. Piantina si è visto poco quest'oggi, mettiamo Hagi. Ok. E anche Cutrone non mi è piaciuto e mettiamo Cacia. Che Cacia comunque è un giocatore sempre d'esperienza. Cutrone deve anche un po' rifiatare perché ha giocato tanto, Dai ragazzuoli. Attenzione a Drolé, bisogna vincere questa ma sono un po' preoccupato. Brighi. Pasquato. Brighi, ai. Abbiamo sprecato tanto e il Perugia è in vantaggio. Incredibile gol subito. Adesso non stare attenti. Bravo Ilemark, la recupera ancora Giraudo. Un buon Perugia adesso, stiamo subendo. È molto tosta questa B.
Bravo a quadro recupera un pallone eccellente. Bravo Aqua, ma recupera Giraudo. Niente da fare. Clemenza. Chi è il nostro giocatore Clemenza? No, Drolé. Bravo Plezzarri, mamma mia. Mamma che sofferenze. Leviamo a quadro. E mettiamo Diakate, l'uomo del miracolo. L'uomo della provvidenza. Vai Diaka. Vai Diaka. Gol da fuori di Akate, andiamo a vincerla. Gol da fuori di Akate, andiamo a vincerla. Vai Agi. Vai a quadro prima di uscire l'assist. Pallaccio di Zebli. Da rosso. Niente da fare. Non era da rosso, ma volevo il rosso. Questo è un pareggio brutto, però. Niente, ormai è finita, ragazzi, purtroppo. Purtroppo una partita di 2 punti, super persi, 2 pareggi consecutivi. Il Venezia rallenta un po' la corsa, purtroppo. Stulak. Pasquato. Ilemark brutto, fallo di Ilemark. Finisce qua, ragazzi, una partita veramente deludente. Fanculo, è aggressivo, non era sufficiente. Adesso se il Pescara vince sono dolori. Mamma mia, colpo di scena incredibile. Inter fuori, Roma fuori dalla Team Cup. E adesso tocca a noi per il sogno, per il grande sogno. Allora, Orsolini è rientrato intanto. Quindi Orsolini per un capone sinceramente un po' deludente. Il resto può giocare, vabbè, è la titolare senza altri dubbi. Senza ulteriori dubbi, anche se purtroppo 2 pareggi consecutivi in campionato di certo non fanno bene al morale, Vai. Vai. Proviamo il miracolo, ragazzi. Buona fortuna, ne abbiamo bisogno. Vai. Il Bentegodi non è molto pieno, derby Veneto. Bravo Stulak, peccato, Costa recupera. Comunque l'eliminazione dell'Inter e della Roma clamorose proprio. Chiaramente vincere la Coppa Italia è una cosa impossibile, arrivare il più avanti possibile, però sarebbe bene. Cutrone, Piantena, Cutrone, oh ma ce le stiamo mangiando tutte. Incredibile. Tanto che la Fiorentina per il momento sta perdendo, pazzesco. Bello questo. Orso recupera, niente da fare. Il Chievo ha messo tantissime riserve comunque. Le marca a quadro. Cutrone bravissimo per Edera, vai Piantina. Wow. Piantina ha deluso molto finora. Il Robben veneziano ha deluso molto finora in questa season. Bravo Bianchi, uno dei migliori Piantina. Dai Piantina, svegliati, cazzo. Piantina ancora in curva. Oh. Napoli 1, Bologna 1. Gol del Bari, attenzione, il Bari vince a Torino, incredibile. E il Vicenza Udine. Fiorentina pareggia, Coppa Italia alquanto curiosa. Vai Plizzarri, buttala su, vai Plizza. Vai Plizza, regalaci il The Dream, Plizza, regalaci il The Dream. Orsolino, vai Cutro, vai Cutro. Fuori, non di troppo. Non stiamo giocando male, ma in questo momento siamo solo 0-0. Vabbè, finisce un buon primo tempo. Energicus. Continuiamo così, proviamo ad attaccarle adesso sti Clivensi. Vai.
No, non è mai fallo, Rizzoli di merda. Partita collosa adesso, partita molto, molto collosa. Al Bentegodi di Verona. Bravissimo Stulla che recupera l'ennesimo pallone a quadro per il Patrick. Vai Patriccone. Vai Patrick, vai Patrick. Fa tutto Patrick. Può far tutto Patrick, ma poi Provedella para. Incoraggiamoli. E un solo grido si alzerà. Fai Venezia, la 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 la. Siamo grandi, vinceremo. Vaffanculo, Provedel di merdale. Fofa per Marchizza. Bravo Piantina, questo è un gran numero di Piantina di testa che la deve mettere in mezzo Cutrone. No! No, Patrick, no, sto errore, no, però Patrick Cutrone è una forma di merda in questo momento. Perché lui è un po' Patrick, lo sapete. Vai Piantina. Ilemark. Stiamo buttando via veramente la vittoria, 3 partite così, pazzesco. 2 pareggi di campionato e se rischiamo di non vincere in Coppa Italia. Bravo Bianchi, ma ancora Cataldi, Bob. Bravissimo, vai Cutro. Cutro! Sta sbagliando tutto Cutro. Fuori Oscar. E dentro Pippo Melegoni. Io sono un po' Pippo Melegoni io. E fuori anche Orsolini e dentro Capone. Forze fresche per il Venezia. La Juve vince, adesso il Napoli perde però. La Juve con le riserve vince, sbaglia, rigore di Gabbiadini, errore del Gabbia. Noi non riusciamo a battere sto cazzo di Chievo Cutrone! Finalmente! Capone appena entrato, scusate! Cristian Capone! Cristian Capone la risolve forse, grande Cume. E il Bari 2-2. Grandissimo Cume, grande cambio, che culo. E si va a vincere forse al Bentegodi. E si va a vincere, pesantissima vittoria e si va avanti in Coppa Italia e godo come un porco. Vediamo gli altri risultati, vediamo se siamo fortunelli. Siamo contro il Vicenza, altro derby. Sì, è una bella sensazione, ho possibilità di arrivare in fondo, io ci credo. Io ci credo. Coppa Italia. La Juventus passa ai supplementari, passa Frosinone, Atalanta, Venezia, però vanno fuori in tante forti, ragazzi, Siamo stati al Pescara. Cioè il Pescara ha vinto la Coppa Italia, è vero, cazzo, pazzesco. Albo d'Oro, Pescara Milan, cioè il Milan riesce a vincere neanche la finale di Coppa Italia col Pescara, bene, grande Pescara. Il Pescara in Europa League allora. Primo in Serie B. No, però non è in Europa League, no, non è in Europa League, ok. Sì, perché va la sesta, giusto, probabilmente, per quello. Eccoci qua, allora, siamo al Ciro Vigorito, siamo contro il Benevento, purtroppo ci sono squalificato a quadro e Stulak fuori da settimane, povero Stulak. Vediamo la classifica vede il Pescara una partita in più, e che cazzo, 5 punti. Ok, 5 punti di vantaggio. Che se recuperiamo la partita, vabbè, insomma, siamo ancora in corsa, dai, siamo ancora in corsa. Siamo ancora in corsa per il primo posto, però anche il secondo posto va bene, teoricamente c'è
un discorso di punti, dobbiamo cercare di fare il meglio possibile, ma il Pescara è veramente forte, ha vinto anche la Coppa Italia, quindi l'altro anno pur retrocedendo, quindi alla fine ci sta. Il problema è che non riesco proprio a capire perché facciamo grandi risultati e poi scorcentanti, e tutto il resto. Riesco anche a parlare, scusate. Voglio la vittoria, un po' di pressione, ma ci sta. Va ragazzi, a Benevento voglio i 3 punti, dopo 2 pareggi consecutivi. Il Pescara non gioca mai con me, porca troia. Garofalino. Vai Diaca. Fofana. Hilemark. Vai Diaca. Piantina, si gira bene. No, Lucioni recupera. Pippo Melegoni per Diacate ancora. Melegoni! Pippo Melegoni! Prima rete. Dai, adesso cerchiamo di vincerla per vai Fofa. Diaca. Arca puttana. Vai Melegoni, bravo, Hilemark vede Edera, vai Piantina in mezzo, Cotrone ancora, Cotrone non c'è, figli. Cotrone in un momento nero, Speriamo nel recupero. Abbiamo ancora fiducia a Orsolini, vai, beh, questo è bello, è ancora errore, oh. Non ne azzecchiamo mezza. Stiamo giocando benissimo. Stiamo giocando molto bene, ma dobbiamo fare il secondo. Ocio. Incredibile. Non teniamo un vantaggio, Mastura ha segnato. Svegliatevi ragazzi, Sprechiamo troppo in questo momento. DHT. Cutrone il DH. Mamma mia. Che disastro. Non ci siamo ragazzi, non ci siamo proprio. Niente da fare, ancora Lucioni, gran partita di Lucioni. Aggressivo, non mi piace. Svegliatevi ragazzi, anche in fretta. Mamma mia, fuori di niente. Siamo sfortunatissimi per il momento. Dai ragazzi però, porco due, sveglia. Mamma che male che stiamo giocando. A fare cambi subito, sono rotti i coglioni. Allora. Hilemark scandaloso. Non abbiamo più centrali però, quindi Hilemark deve rimanere molto bene. Anzi facciamo così. E mettiamo Cacia per Hilemark. Dopo togliamo una piantina di merda e mettiamo Agi.
E vediamo così. Dai fioi, dai. Portiamo a casa sti fottutissimi 3 punti. Garofalo, Melegoni, Cutrone, Orsolini, Cutrone, Cacia! Cacia appena messo! E il Cume azzecca ancora il cambio. Il Cume lo azzecca, bisogna vincerla però. Aia. Occhio raga, bravissimi. Dai che andiamo per il 3-1, chiudiamola. Bravissimi. Gol. 3-1, grandissimi. Bravo Agi. E Diacate l'ha messa. Buono, buono che torniamo a -2, Fofana. Oh, grande Orso. 4-1. Dai, andiamo a vincerla bene questa, per fortuna. Togliamo Orsolini e mettiamo Capone per gli ultimi minuti. Vai Cacia. Agi bellissimo. E ancora Orso. 5-1 Venezia. Calcio bailado. Diacate. Gol no. Gol di Cacia. 6-1. Ci siamo svegliati tutti. Solo Cutrone non ha partecipato alla festa, eh? Ottima vittoria, 3 punti fondamentali al Ciro. Vigorito. Torniamo a -2. L'imbattibilità continua, l'imbattibilità, ciao. Non me ne frega niente. Una grande vittoria. Perfetto. Allora. Orsolini. Complimenti per l'ultima partita. E anche il buon Cacia se lo merita stavolta, eh. Ok. Raga, un saluto dal comandone veneziano, siamo a 2 punti dal Pescara e si gode. Ciao!